l'ora di arrivare, Mille Campi ti parla. Non lo fa con i suoni, ma con la luce. Con il fruscio delle canne, con l'attesa. È un'isola che non ti viene incontro, sta ferma, come chi ha tutto il tempo del mondo. C'erano orti, viti, piccoli pozzi d'acqua dolce. C'erano madri che impastavano pane col sale della laguna. Qui si coltivava anche l'attesa, si coltivava anche la pazienza. L'isola era divisa in appezzamenti, come una scacchiera viva. 1000 campi, sì, ma anche 1000 vite, 1000 tentativi di abitare un confine. La storia di 1000 campi non è fatta di battaglie, ma di mani. Mani che hanno resistito all'acqua, mani che hanno resistito al tempo, vero Devi? Verissimo. Dove noi vediamo distese di acqua, nel 1600 non era così. Qui c'erano 1000 campi. Qui c'erano 1000 campi di terra. Ci sono stati finché il Brenta ha sfociato qui, fino a circa 1630, e quindi portava sedimenti, e qui avevamo un ambiente umido, però fatto di terra, di tanti casoni come questo, che oggi è un'isola, ma c'erano tante comunità, tanti casoni che qui vivevano di pesca, di caccia, di agricoltura, e vivevano anche di allevamento, perché qui che c'è acqua oggi attorno, qui si portavano le mucche, portavano i vitelli a crescere, perché l'erba di laguna, le piante di laguna facevano crescere più velocemente i vitelli e facevano fare più latte alle mucche. Tant'è che in laguna c'è anche una valle che si chiama Grassambò, prende proprio il nome da sta cosa, quindi dai tempi antichi, quindi era una cosa che si usava proprio in tutta questa parte di laguna. La storia e la cultura di questa terra forse poco conosciuta, ma tutta da raccontare. Qui abbiamo tantissima storia, i cenni storici di quest'area li abbiamo fino all'epoca greco-romana, ha veramente tantissima storia. Era la via di Padova, qui c'era il porto di Padova, veniva fuori il Brenta, sono state le battaglie per le saline, sì, qui c'è stata tanta storia. Devi, non tutti sanno che i greci hanno tentato di conquistarla questa terra. Sì, ci hanno provato, con 5 navi anche, hanno cercato di risalire il Brenta, ma non sapevano che non poteva essere risalito, e i padovani invece, grandi conoscitori dell'acqua dolce, sono scesi con le barche, li hanno fatti scappare, ma 4 navi si sono tenute quella volta, e con una barca li hanno fatti tornare indietro. Devi, dove una volta c'erano campi, al giorno d'oggi però c'è acqua. C'è acqua, e dopo che è stato deviato il Brenta l'acqua è venuta avanti e quindi ha sommerso le terre che c'erano. Non si coltivano più i campi, ma si coltiva l'acqua. Si coltiva l'acqua, quindi una terra questa adesso di pesca, con un ecosistema unico al mondo, vero Devi? Assolutamente sì, ce lo invidiano tutti per la qualità dell'acqua che abbiamo. Tutti pensano che abbiamo una gran acqua perché non è cristallina, invece è talmente ricca di nutrienti che l'acqua è viva.
Poi venne il silenzio dell'abbandono. Millecampi restò in attesa e, come tutte le isole, continuò a parlare con chi aveva ancora voglia di ascoltare. L'isola negli anni ha un grande decadimento, è corretto devi dire che viene praticamente inghiottita dall'acqua. È correttissimo, la stessa cosa è successa in numerose altre isole dove non si vede proprio più neanche un mattone. Ma Millecampi ha 1000 vite, al giorno d'oggi è proprietà della provincia di Padova che ha fatto un grande lavoro di ripristino e di recupero di questa terra. Qui è stato fatto un lavoro incredibile da parte della provincia di Padova. Hanno letteralmente preso l'isola, l'hanno alzata di 1,45 m per evitare quindi che con le grandi maree che venga sommersa, e con il Mose adesso poi è ancora impossibile, e hanno recuperato un ambiente che ha una storia e ha avuto una vita importante in quest'area. Quanti gli anni di lavoro in quest'isola? Tra progettazione e lavoro 12 anni. 12 anni di grandi lavori, però ha una nuova vita, una vita che noi vi racconteremo. Qui Devi, ogni stagione ha il suo tempo e la sua magia. Sì, qui c'è sempre una grande magia e in funzione delle stagioni noi facciamo una serie di attività per far vivere questo luogo, che sono la ristorazione, gli incami, quindi le camere, abbiamo una parte museale che stiamo portando avanti con l'Università UAV sulle mappe storiche di quest'area, e poi tutta una serie di attività outdoor che facciamo con le canoe, con i kayak, con la barca, perché attraverso la barca, quindi con barche piccole, facciamo vedere quello che è la vera laguna, la laguna di prossimità, quella che guarda i casoni che guardano la laguna, noi li portiamo a vedere che con barche grandi sarebbe impossibile arrivare. Quindi Devi, se io voglio venire a mangiare qui una sera in questo spettacolare ristorante unico al mondo, prenoto, tu mi vieni a prendere con la barchetta tua al molo e arriviamo fino a qua, in isola, in ristorante. Sì, perché si arriva solo in barca, vero? Qui si arriva solamente in barca, non si viene solo a mangiare, si viene a fare un po' di detox, perché qui non abbiamo moto ondoso, non inquinamento acustico e non abbiamo inquinamento luminoso, quindi grandi tramonti, grandi stellate. Si può assaporare il pesce che voi proprio qui pescate. Sì, perché noi adesso usciamo, andiamo a vederlo questo pesce. Un ecosistema qui che vive di cicli invisibili, il tempo è scandito dalle maree. Sì, ogni 6 ore l'acqua sale e ogni 6 ore l'acqua scende, quindi abbiamo 2 volte al giorno le colma d'acqua, bene o male, e 2 volte al giorno la secca. L'ecosistema di queste acque. L'ecosistema di queste acque, intanto abbiamo un'acqua che è ricchissima, che è ricca di nutrienti, di clorofilla, di fitoplancton, e fa sì che questa laguna sia invidiata da tutti, perché qui il pesce cresce più veloce, i molluschi crescono più veloci, tutto cresce più veloce qui perché la qualità dell'acqua è alta. In questa terra tutta padovana e veneziana c'è una particolarità, è il momento della fraima. Sì, è il momento in cui il pesce dalla laguna si sposta verso il mare, e allora determinate specie che adesso cerchiamo di pescare, come le anguee, che fritte sono buonissime, è il momento di pescarle. E certo, perché ormai è ora di pranzo e noi siamo pronti per mangiare. Da alcuni anni l'isola ha ripreso a vivere con piccoli gesti, con gente che viene non per guardare,
ma per seminare. È un luogo che non accetta il turismo di passaggio, vuole presenza vera. Forse il vero valore di Mille Campi non sta in ciò che mostra, ma in ciò che risveglia. È un'isola che non si visita, ma si attraversa. È un luogo che non si consuma, ma si rispetta. Mille Campi è il seme del possibile, se avremo il coraggio di coltivarlo.